Si svolgeranno martedì alle 15:30 nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea i funerali di Cecilia Piva, la dodicenne che domenica scorsa ha perso la vita al Bacan quando la barca condotta dal papà Roberto si è schiantata contro una briccola e lei è caduta in acqua. L'autopsia ha stabilito che la causa della morte è stata un forte trauma cranico e non le ferite inferte dall'elica mentre si trovava in acqua e la barca faceva dei giri su se stessa. Quel giorno a bordo, oltre al papà, c'erano la sua compagna e il fratello quattordicenne di Cecilia. Il padre ha fatto di tutto per rianimarla in attesa dei soccorsi giunti in breve tempo, ma ormai era tardi. La botta sulla testa l'ha uccisa quasi subito. Il fascicolo, aperto per omicidio colposo, ha come unico indagato Roberto Piva. Sotto accusa la velocità e la traiettoria del suo motoscafo. Secondo le indagini era fortemente usurato il meccanismo di collegamento del timone, tanto da rompersi bloccando il motore e costringendo l'imbarcazione a virare verso sinistra e girare su se stessa. In una mail inviata alla Capitaneria di Porto il padre si è preso la colpa. Ho permesso a Cecilia di sedersi a prua, si legge, senza prevedere le possibili conseguenze, pertanto l'unico responsabile è il sottoscritto.